Era il 1961, l'Emilia-Romagna vinceva per la prima e ultima volta questo torneo. Era la preistoria del TDR. È un'eternità che manca anche al Friuli Venezia Giulia. Era il 1984. Due squadre che cercano di cambiare un po' la loro storia in questa manifestazione. Attenzione sulla destra l'Emilia Romagna, il cross, colpo di testa, non inquadra la porta. Bolelli. Tavgui, la sua progressione sulla destra, il cross al centro, la palla resta lì, l'intervento decisivo di Mascolo sul primo palo che mette in angolo. Questo primo tempo sulla destra, Traoré a spazio, prova ad andare via, cambia passo Traoré, il destro debole, Aiello c'è. Emilia Romagna, il numero 11 col destro, pallone sulla traversa e poi si allontana l'occasione, il destro di Mascolo. Di fronte un gigante, non può passare più, ma resta in attacco con Facca, il suo destro è centrale. Gli applausi del pubblico di casa. Calcio d'angolo, il sinistro di Tavgui sul primo palo, attenzione, forse un braccio, e questo è un episodio molto dubbio, forse un braccio dell'Emilia Romagna, ma si gioca. Tavgui col destro, rimette al centro, colpo di testa, non va, Gurgu non trova la porta. Sul finale Friuli Venezia Giulia vicinissimo al gol. Fornaciari. Mosanghini, la botta col destro, la risposta di Valizia, calcio d'angolo. Che giocata, si è illuminato Mosanghini. La penetrazione, il sinistro attraversa lo specchio della porta, attraversa l'area di rigore, pallone finisce fuori, va sul fondo. Witt prova a gestire, prova ad andare via, riesce a passare, si scontra con Zufferli, fa guerra con Zufferli, altro calcio d'angolo. Eccolo qua il fischio dell'arbitro, finisce 0-0 la gara di esordio del Friuli Venezia Giulia, padroni di casa, contro l'Emilia Romagna. Non viene servito all'indietro, allora Remedi, il cross basso in area di rigore a cercare Cragno, il pallone deve uscire dall'area di rigore, è uscito invece il portiere del Lazio Mazzoleni. Pericoloso questo contropiede della Toscana che può andarsene con Cragno, dall'altra parte c'è anche D'Abrunzo, Cragno supera il difensore, poi esce Mazzoleni, lo vince Muscas. Remedi apre lunghissimo per Kouamé che può andare a correre, Kouamé è solo davanti a Mazzoleni, Kouamé al pallone sul destro e va in vantaggio con un gran gol la Toscana al 21esimo, la corsa inarrestabile di Kouamé, praticamente 10 metri a toccare il pallone l'olio, farlo proseguire, poi sbaglia il difensore della Toscana, Krasniki, esce il portiere, c'è calcio di rigore e ammonizione per Torre. Ha sbagliato un difensore della Toscana, è arrivato in anticipo Krasniki, il tocco di Torre, azione però da rivedere perché protesta la Toscana. Va Blasi con il destro, spiazzato Torre, il pareggio del Lazio con Blasi, esplode la panchina del Lazio, ha pareggiato su calcio di rigore al 26esimo la squadra di Macidonio dopo il vantaggio di Kouamé. C'è il Lazio che prova a sfondare nell'area di rigore, mette giù il pallone all'olio, poi il sinistro di Loglio, gran giocata, la parata di Torre e adesso il calcio di punizione per la Toscana. Parte con il destro e c'è il gol della Toscana con Remedi, ma questa è una papera di Mazzoleni, tutt'altro che irresistibile la punizione di Remedi e torna in vantaggio la Toscana al 6° minuto della ripresa. Verso il centro saltando l'uomo, bella la giocata, Facciuti ancora, prova il destro Facciuti, questa volta la parata plastica di Mazzoleni che si riscatta al 15° minuto, partita in profondità, la gran palla per Cragno, è defilato però Cragno deve aspettare l'intervento di qualche compagno, se ne va sul fondo Cragno, poi l'uscita e il 3-1, il gol di D'Abrunzo, la grande azione di Cragno e D'Abrunzo, il gol del 3-1 della Toscana e adesso la partita prende un padrone al 15esimo e la Toscana colpito e forse affondato. Il Lazio campione in carica, anticipato però è ancora Toscana, adesso è 4 contro 4. C'è Muscas, il dribbling secco di Muscas, può liberarsi per il tiro, c'è Kouamé su sinistra, Muscas con il sinistro, troppo centrale, Mazzoleni la fa sua, solo applausi però per una super Toscana. Profondità è una buona idea, chiedono un fallo di mano, non c'è secondo l'arbitro, c'è però Krasniki in profondità e poi il tentativo
di Piacente, appena entrato si è mangiato un gol Piacente e arriva ad evitare il calcio d'angolo Mazzoleni, ma finisce qui con l'esultanza della panchina della Toscana, esultanza giustificatissima perché il torneo delle regioni ha scoperto una gran bella squadra che è riuscita a battere i bicampioni del Lazio e a batterli seriamente con una lezione 3-1 e Toscana che fa i primi 3 passi verso la seconda fase del torneo delle regioni del girone B degli allievi. Amici di FVG Sport Channel, ben ritrovati. Allora, torneo delle regioni 2014, scendono in campo anche gli Juniores ed è una super partita quella di Teor, Umbria contro Campania, 2 corazzate, soprattutto la Campania attesa a un grande torneo delle regioni 2014, quindi parte anche il torneo della Juniores, ci sono 2 nazionali under 17 nelle fila della Campania, mentre c'è il liscio clamoroso del portiere dell'Umbria che poi torna in area di rigore, riprende la palla con le mani e a questo punto protestano i giocatori della Campania perché si è portato la palla dentro l'area di rigore, se ne va in dribbling anche perché non c'è posizione di Cochi, ancora sulla destra per Sant'Angelo, il pallone è sul secondo palo, Cozzolino di testa rimette dentro, l'occasione per la Campania, facile però l'intervento di Brunacci, posizione regolare e adesso Farricello che può andarsene, Farricello, il destro di Farricello, che gol di Farricello, il vantaggio della Campania, un talento con il numero 10 sulla maglia azzurra. E non vogliamo dire altro. Farricello, il vantaggio della Campania, partito in posizione regolare, l'ha perso un difensore dell'Umbria, il vantaggio della Campania, gran botta sotto la traversa, queste non le prendi mai. Ancora Farricello, al limite della rigore, Farricello si libera, poi perde il contatto col pallone, avrebbe potuto forse vedere da questa parte, liberato a Scione che adesso va al destro, la parata sul primo palo di Brunacci, Campania pericolosissima. Ancora Basili che adesso va a fare quasi la mezza punta, poi appoggia, forse un gomito, c'è Spanò in profondità, Spanò viene messo giù, pallone buono per Iacomelli ma ha fischiato l'arbitro e questo è un grave errore. E questo è un errore dell'arbitro perché c'era il vantaggio addirittura che si era concretizzato con un gol. Il primo tempo andare a riposo sull'1-0. Pallone per Farricello, sempre di prima, all'indietro per Cozzolino, ha spazio Cozzolino, libera il destro, arriva un fischio, attenzione, rosso diretto per Farricello, rosso diretto per Farricello. Prova ad andarsene Carloni, pensa anche al destro Carloni, pallone che non va lontano dal palo alla sinistra di Ferrieri, che per dire la verità però sembrava in controllo. Rientra adesso Aveta, 24esimo, primo tentativo verso la porta della Campania dell'Umbria, prova a rincorrere il pallone Gargiulo, è più veloce del numero 16 dell'Umbria, Gargiulo passa, non c'è fallo, Gargiulo e adesso è solo Gargiulo con il destro, pallone che finisce alto. È defilato Polverini, deve andare a puntare Sant'Angelo sul fondo, Polverini poi all'indietro verso Cochi con il sinistro, la risposta di Ferrieri, pallone che rimane ancora lì, alla fine è arrivato il fallo, parte sul secondo palo, c'è Rosati, non lo tiene nessuno, pallone verso il centro dell'area, al colpo di testa di Basili e pallone fuori sul primo palo e questa è un'occasione per l'Umbria vera e propria, bassa, Cicacci in qualche modo in area di rigore. Poi c'è Polverini che prova a girarsi, Polverini passa, sinistro di Polverini, la gran parata di Ferrieri, ancora Polverini, non riesce a rimettere il pallone verso l'area di rigore e poi il pugno di Polverini, se l'ha visto l'arbitro è rosso, la reazione di Polverini, il colpo di Polverini, non un pugno violento, c'è da dire, non un pugno violento, ma la reazione c'è stata. Adesso attenzione al contropiede della Campania, non c'è fuorigioco perché siamo da questa parte, è solo Scherma, esce Brunacci, Scherma col pallonetto, è solo Gargiulo, finisce qui, game set and match, ha vinto la Campania, primi 3 punti per la squadra di Di Pasquale, non c'è più niente da fare, se li è meritati, finisce qui anche con il triplice fischio di Spira con 10 secondi di anticipo, Campania 2, Umbria 0, esplode la curva azzurra alla nostra sinistra, esplode tutta la Campania presente qui in Friuli, a Teor, sotto la curva l'esultanza, come se avesse vinto un mondiale. Categoria giovanissimi, ovviamente come tradizione vuole seguiremo quest'oggi la squadra detentrice del trofeo in carica, il Veneto, che va ad affrontare quest'oggi il Comitato Provinciale Autonomo di Trento. Intanto attenzione perché c'è Rover che entra in area, tiro a rete! Il Veneto è in vantaggio, bastano 7 minuti al Veneto per sbloccarla, la sblocca Rover, servito benissimo sull'out di sinistra
ha aspettato l'uscita del portiere e poi l'ha beffato, riesce a respingere la palla che torna tra i piedi di Rover, è buona la palla, dice che era in posizione regolare Galliussi, l'ha fatto chiaramente capire con un gesto. C'è stata la conclusione di Barbon che però si è persa alta. Mattia Ferrazzo che evita un avversario, prova a mettere in mezzo, c'è la reazione, rete 2-0 per il Veneto quando siamo giunti all'11°. Sfortunata davvero l'autorete è stata di Sabatino. Bernardi che va al lancio lungo verso Barbon, Barbon che riesce, viene forse messo a terra, calcio di rigore netto. Sul dischetto il numero 17 Rover che ha già firmato la prima rete, fischia l'arbitro, parte Rover, rete 3-0, decisamente a senso unico questa partita, 3-0 del Veneto al 16° minuto. Poi va al rilancio lungo in favore di Barbon, Barbon sbaglia decisamente l'uscita, il portiere Barbon, il tiro a porta vuota, la difesa del Trento non c'è assolutamente, ma è buona per Barbon, Barbon che riesce ancora ad avere la meglio, Barbon si presenta davanti al portiere, una prima respinta, torna sui suoi piedi la palla, serie di finte verso Giacomo Ferrazzo, controllo con il petto, tiro fuori di pochissimo, ha sfiorato ancora la rete, l'ha sfiorata ancora il Veneto con Giacomo Ferrazzi, poi riesce a servire per Riello, torna la palla ancora a Gasparello col sinistro, la battuta in porta, respinta con i pugni di Mason, Barbon che serve sul lato di sinistra, un compagno, il tiro e la parata del portiere numero 1 Carpi del comitato del Trentino, persa ancora il Barbon, Barbon che si invola davanti al portiere, Barbon prova ad evitare tutti, calcia di poco fuori, ha sfiorato il 4-0 Barbon che rimane anche a terra. Rover del Veneto sicuramente tra i più bravi in campo a servire Barbon, Barbon che entra in area, prova il tiro, la rete, 19° minuto, è il 4-0 questa volta del numero 3 Francesco Barbon che va a coronare una prestazione davvero positiva. Il lancio lungo riesce ad intervenire il numero 4 però Nicola Cavagna, però è ancora il Veneto che prova a mettere in mezzo per Tricarico, rete, è bastato un minuto a Tricarico per metterla dentro, va a mettere il suo nome nel tabellino, gli è bastato un minuto come detto, 5-0 in favore del Veneto. Ferraglia che entra in area, prova con un numero addirittura a portarsi in avanti la palla, poi va al cross, colpo di testa di poco a lato di Pellegrini, ha sfiorato la rete della bandiera Gianluca Pellegrini. Arriva il fischio finale di Galliussi che sancisce la vittoria netta del Veneto per 5-0 nei confronti del Comitato Autonomo Provinciale di Trento.